Buongiorno. Ecco, a me ho il piacere di parlare un attimino su quella che è la situazione economica del momento. A dire la verità, l'intervento che volevo fare fino a qualche giorno fa, fino a una settimana fa circa, verteva su altre cose, ma le riprenderemo più avanti queste. In modo particolare mi sto riferendo ad argomenti, a temi come produttività, dimensioni delle imprese, eccetera. Cose che ci toccano molto da vicino, ma l'attualità impone invece di concentrarci su quello che sta succedendo in questi giorni. E in questi giorni parliamo di mitologia greca, quindi, no? Parliamo in modo particolare di un titano dal nome Atlante, va bene? E lo inseriamo però in un contesto generale. Allora, il focus adesso lo concentreremo sull'aspetto, sul mondo bancario e sulla sofferenza, sulla difficoltà che sta vivendo in questo momento, no? E alcuni numeri allora. Il sistema bancario italiano adesso ha 2 polpette avvelenate in pancia. Una è rappresentata dai titoli di debito pubblico italiani, sono superiori ai 400 miliardi di euro, e l'altra polpetta è rappresentata dai crediti deteriorati, 350 miliardi di euro in crescita, adesso sono 360, con circa 200 miliardi di sofferenze. Questo il mondo bancario. Nel contesto economico generale italiano, che una settimana fa il Fondo Monetario Internazionale ha descritto con situazioni in fase peggiorativa, sia sotto l'aspetto del PIL, è la colonna con i numeri rossi in basso, sia sotto l'aspetto della crescita del rapporto debito su PIL, che ci vede al 133% quest'anno. E allora adesso un attimo velocemente di cronistoria. Perché? Perché il fondo Atlante e la situazione economica bancaria ci tocca molto da vicino. Allora, 16 novembre 2015, l'Italia recepisce la direttiva CE sul bail-in. Tutti sapete di cosa si tratta, quindi non mi soffermo. Attenzione però, 22 novembre 2015, una settimana dopo, vengono risolte le 4 famose banche, Etruria, Marche, Carichieti, eccetera, no? Curioso il fatto, perché la direttiva sul bail-in prendeva, cominciava ad operare dal 1 gennaio 2016. Il governo decide di far saltare 4 banche un mese, 10 giorni prima. Vabbè, queste 4 banche hanno portato, il decreto 183 con la chiusura delle 4 banche accompagna anche l'apertura di 4 banche ponte, l'apertura della Bad Bank e un fondo di risoluzione che vede tra gli altri Unicredit, UBI e Intesa prestare 1.650 milioni. Poi vediamo perché ci torna utile sta cifretta qua. 550 milioni a testa dalle 4 banche, dalle 3 banche. Andiamo avanti. No, perché non va? No, scusate. Eccolo qua. 19 dicembre 2015. Ecco che arriviamo qua alle cose nostre. Assemblea dei soci Veneto Banca, che decide la trasformazione in SPA, l'aumento di capitale di 1 miliardino, e qua come consorzio di garanzia, perché nel caso le azioni non vengano comprate, c'è Banca Intesa. Poi viene decisa come terzo punto la quotazione in borsa entro la primavera del 2016 e poi viene fissato il diritto di recesso, cioè il prezzo dell'azione, 7,3 euro. Attenzione lì, sotto ci sono le cifre. A maggio 2013 l'azione valeva 40,75 euro, a giugno 2014 39,50 euro e via via. Okay? 26 gennaio 2016 viene raggiunto l'accordo tra l'Italia e l'Unione Europea sulla Bad Bank, okay? Quella che il governo ci diceva era in trattativa da oltre un anno, ma l'Europa tiene duro e per cui l'intervento pubblico può esserci, ma solo a prezzi di mercato,
per non configurare un aiuto di Stato con danno ai contribuenti. E quindi, semplice, la bad bank non viene fatta, perché l'intenzione del governo italiano era quella di aiutare con i soldi nostri galantuomini, un po' quelli che ci sono qua vicino. Ecco. 5 marzo 2016, Assemblea Popolare della Banca Popolare di Vicenza, che decide, come per Veneto Banca, trasformazione in SPA, aumento di capitale 1.750.000.000, qui il consorzio di garanzia è Unicredit. Solo che c'è un problemino: Unicredit apre il consorzio di garanzia, no? È che non si iscrive nessun altro, rimane solo lei a dover sostenere l'eventuale 1.750.000.000 di azioni aumento capitale. Quotazione in borsa e diritto di recesso 6,3 euro per azione. Ad aprile 2015 l'azione valeva 48 euro, aprile 2014 e gli anni precedenti 62,50 euro. Queste sono le sberle che abbiamo preso in faccia. Okay? Comincia l'ansia generale. Perché? Vi ricordate? Eccolo là, Unicredit si trova da sola perché nessun'altra banca si è fatta vicina a dover sostenere un eventuale aumento di capitale nel caso altri azionisti non decidessero di esercitare l'opzione. C'è un problemino però. Unicredit è avvertita da Standard & Poor's, è avvertita da Fitch che nel caso dovesse buttarsi in pancia un malaticcio come la Popolare di Vicenza, gli abbasserebbero il rating. Ok? E perché? Perché viene fuori una valutazione di Mediobanca che dice che la Banca Popolare di Vicenza, dopo l'aumento di capitale di 1.750 miliardi, non varrebbe più di 1.100 miliardi, 1,2 miliardi. Meno dell'aumento di capitale, ma ci rendiamo conto? Ok. Quindi ansia generale, no? Da inizio anno, parlo del 2016, le banche perdono più di 30 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. Aumentano ancora di più i crediti deteriorati, aumentano sofferenze e appunto, come dicevo prima, Unicredit in difficoltà comincia a dire: guardate che io non voglio più garantire l'aumento di capitale della Popolare di Vicenza. E poi altra notizia: la BCE vuole ormai sapere con data certa quando le banche italiane, il sistema bancario italiano smaltisce queste benedette sofferenze in pancia. E lì, ragazzi, la paura fa 90, Tant'è che arriviamo, guardate che siamo al 5 aprile, è l'altro giorno. 5 aprile, Roma, Palazzo Chigi, sede del governo. Ok? Il governo indice una riunione straordinaria dove partecipa Renzi stesso, capo del governo, ministro Padoan, Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, i vertici delle 3 banche principali, Intesa, Unicredit e Ubibanca. In più le fondazioni bancarie, quelle che erano state allontanate dalle banche qualche tempo fa, ritornano, e l'obiettivo è quello di trovare con urgenza una soluzione. L'11 aprile, lunedì scorso, presso il MEF, c'è il Ministero dell'Economia e Finanza, riunioni fiume a catena. Questa volta viene allargato il giro. Si invitano i vertici delle medie e grandi banche, vuol dire decine e decine di persone in riunioni frenetiche per partorire finalmente il progetto Atlante. Ok? Sua parente iniziativa di Questio SGR, cioè chi gestisce questo benedetto fondo Atlante sta Questio SGR, che vede come azionisti Fondazione Cariplo, Loca SRL di Alessandro Penati, Ocio, Cassa Assistenza e Previdenza dei Geometri, Direzione Generale Opere Don Bosco, Salesiani, Fondazione Cassa Risparmio Forlì. Ok? E adesso entriamo nel confessionale. Perché? Perché adesso andiamo
a vedere un estratto rapidissimo, e non mi soffermo, sul progetto Atlante. Questo qua siamo venuti a conoscerlo il 12 ed è stato presentato l'11. Attenzione, bozza preliminare, riservata e confidenziale. Il che ha fatto ora presentarla, che il Messaggero l'aveva pubblicata, no? Vabbè. Considerazioni introduttive ed obiettivi del progetto. Dico due cose, dai. Allora, il settore bancario italiano sta attualmente attraversando un periodo prolungato di difficoltà. I corsi azionari delle principali banche hanno registrato una riduzione in media del 41% in corso dei primi mesi 2016. In tale contesto, Occio, perché qua si stanno dicendo la verità, sono tra di loro, le cose se le dicono in faccia, non quelle che leggiamo sui giornali. In tale contesto, qualora vi fossero difficoltà nel perfezionamento degli aumenti di capitale già annunciati da Veneto Banca e Popolare di Vicenza, Occio, anche in relazione ad una singola banca, potrebbero aversi rilevanti ripercussioni per l'intero sistema finanziario italiano. I feedback raccolti in via preliminare da potenziali investitori istituzionali nelle fasi di pre-marketing di entrambe le operazioni e la possibilità di non attivare la garanzia da parte dei membri dei consorzi di garanzia rendono molto probabile che una quota preponderante dei 2,5 miliardi annunciati complessivamente dalle due banche venete non venga sottoscritta. In quel caso cosa si avrebbe? Fuga dei depositi, incremento del costo del funding, perdite sulle esposizioni dirette, eccetera, eccetera. Sintesi del progetto, niente, quello che avevo detto prima, la costituzione di un fondo, la partecipazione del fondo di una pluralità di soggetti, una dotazione patrimoniale del fondo pari a complessivi 6 miliardi di euro, 70% dei quali dedicati all'aumento del capitale delle due banche, il 30% dedicato alle sofferenze del sistema bancario italiano. Sto sforando, chiedo scusa. Allora, andiamo alla pagina successiva. Quando si racconta la verità va bene. Guardate che è una cosa. Di qua leggiamo solo il titolo. L'eventuale insuccesso degli aumenti di capitale annunciati potrebbe portare ad una crisi sistemica, anche alla luce dello stock di crediti deteriorati delle banche italiane. Ecco, questo è il cuore della confessione. E pregherei, se è possibile, in gradire, perché... Ma qua, attenzione, c'è una sola riga ed è l'ultima riga quella che ci interessa. Eccola qua, l'ultima riga. Perché? Perché qua c'è il cuore della verità. Qua sono rappresentate 10 banche, ok? Hanno preso in considerazione solamente 10 banche. Intesa, Unicredit, Montepaschi, eccetera, Gruppo Carige, MPS e Vanti. Però queste 10 banche da sole raccolgono 255 miliardi su 350 di crediti deteriorati e tra questi 153 miliardi su oltre 200 di sofferenze. Quindi questi sono i campioni, okay? Fanno i 3/4 da soli di tutto quello che è il sistema bancario, oltre 700 banche qua in Italia. Ecco, l'ultima riga è quella che ci interessa, perché esprime quello che viene chiamato il Texas Ratio. Il Texas Ratio è un rapporto, un numero che è stato ideato negli anni '80 ad opera di un finanziere canadese che stava operando nel mercato dello stato del Texas, che stava vivendo una crisi bancaria particolarmente forte. Sono falliti in quel periodo lì oltre 400 istituti di credito nel Texas, e comunque il Texas è ancora lì. Esprimeva, sto benedetto rapporto esprime molto semplicemente qual è l'ammontare dei prestiti deteriorati fatti dalle banche, e questo lo troviamo al numeratore, al netto delle coperture che hanno fatto con gli accantonamenti. Al denominatore troviamo il patrimonio della banca.
Quando questo numerino supera il 100%, vuol dire che i crediti malati superano l'importo del patrimonio. Quindi è il segnale d'allarme. Attenzione signori, su 10 banche solamente 3 sono sotto il 100%. Okay? Unicredit, Banca Intesa e l'altro cos'è? Quella Popolare di Milano. Poi abbiamo dei campioni, vedete? Ne abbiamo 4 sopra il 200%. Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, MPS il campione dei campioni, 262,9. Okay? La media è del 159,1%. Questa è la verità, signori. Questa è la situazione del sistema bancario italiano. Ecco, adesso passo rapidamente alle conclusioni. Chiedo scusa, d'altra parte così hanno scannerizzato questo documento e così ve lo riporto. Eccolo qua. Quindi la creazione del fondo. Vabbè, qua andiamo rapidamente le reazioni da parte all'estero, diciamo. Qua ho preso in considerazione Christine Lagarde, che è direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, che dà una risposta molto diplomatica, come potete vedere. L'altro è il Financial Times, che questo qua va giù pesante. Il sistema distribuisce capitali logicamente, prende dai soggetti più forti e ben gestiti da quelli piccoli e inefficienti. Infatti Unicredit si rischia di indebolire il sistema nel suo complesso. Il signor Renzi ha il merito di voler affrontare il problema bancario che in Italia ha le sembianze dell'idra, cioè quella che te taglia in testa, che ne viene fuori 2, ma deve fare di più che anestetizzare il mostro, e gli deve ucciderlo, cioè Atlante, Nosè a strada. Rassicurazioni italiane, che queste interessanti, Pier Carlo Padoan, l'effetto leva, parla di un effetto leva di 50 miliardi di euro, non si sa da dove li tira fuori, rassicura che è un'iniziativa del settore privato, infatti è il governo, Banca Italia, CDP eccetera che l'hanno promossa, e naturalmente questo non solleva alcun problema degli aiuti di Stato. E poi sul debito pubblico secondo me Padoan dà il massimo. Il debito comincerà a scendere a partire dal 2016 e il Fondo Monetario l'altro giorno ha detto guarda che il debito decresce, dopo essersi stabilizzato nel 2015. Abbiamo un buon record sull'essere precisi e sul rispettare gli impegni. Non so più parlare dei veneti, so parlare degli italiani. Considerazioni, va bene, ve le ho già dette, dai, è uno strumento assolutamente inadeguato, rappresenta un tentativo disperato di mantenere in vita il rapporto incestuoso tra il sistema bancario e lo Stato. No? Tale rapporto impedisce l'afflusso di risorse finanziarie dell'economia reale, cioè le imprese, blocca la crescita economica, stimola l'emissione di debito pubblico che viene acquistato dalle banche e distrugge il risparmio. Banche venete, 10 miliardi di euro di risparmio bruciato. E qua ci sono le conclusioni e torniamo a noi adesso. Io ho voluto mettere sta figura, sta figura ce l'ho anche nel profilo Facebook, no? Quell'immagine lì, perché secondo me è eccezionale. Rivoluzione. Rivoluzione vuol dire cambiamento radicale, attenzione, non siamo i barricaderi qua. Ed è bellissima la parola in inglese perché revolution contiene l'altra parola, evolution, evoluzione. Non c'è rivoluzione senza evoluzione. E i dinosauri che abbiamo intorno hanno fatto il loro tempo. La parola chiave allora, ed è quella che respiriamo anche nell'ambito del club di cui magari avete sentito parlare, di cui sentiremo parlare anche dopo. La parola chiave per me, per la mia sensibilità, è disintermediazione. Disintermediazione. Il club business community cosa vuol dire? Vuol dire che le persone qua si trovano attorno a un tavolo, valutano dei progetti di investimento magari da parte di giovani che altrimenti non troverebbero nemmeno la possibilità di entrare dentro un ufficio di una banca, ma che hanno magari buone idee, non hanno garanzie da offrire e possono trovare un'opportunità
e lo decidono le persone sedute attorno al tavolo, non lo decide qualche potente ammanigliato con la politica. E quindi libertà e responsabilità, ok? Perché non c'è libertà senza responsabilità, ricordiamoci questa cosa. Rapidità di esecuzione, le decisioni vengono prese rapidamente, non c'è tutto il procedimento, vediamo se è comoda a Tizio, a Caio, a Sempronio. Ed ecco, e sottolineo di nuovo, sia nuove imprese. Perché? Perché sono quelle che mancano nel nostro territorio e di cui abbiamo estremo bisogno. No alla commistione finanza-politica. Perché? Perché quando abbiamo una comunità che si dipana su innumerevoli nodi, su innumerevoli famiglie di business angel, come fa la politica a contattarli, a coartarli, a obbligarli, a ricattarli? Impossibile, no? Infine, è un sistema aperto, cioè è un sistema che, a differenza di questa società ingessata, permette ancora quello che viene chiamato l'utilizzo dell'ascensore sociale, cioè permette alle persone di poter esprimersi, di poter fare. Quindi l'invito che vi faccio è avvicinatevi, informatevi, entrate in questa comunità. Lo stiamo facendo per noi, lo stiamo facendo per il Veneto. Grazie.